Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle notizie del Napoli. Vediamo il video. La conferenza stampa inizia con un messaggio del direttore della comunicazione lombardo. Prima di iniziare, vorrei dire che, vista la tragedia di Napoli, dove 3 persone sono partite per lavoro e non torneranno a casa, chiederemo la fascia nera al braccio e un minuto di silenzio. Lo faremo, credo, anche per i quasi 400 lavoratori morti sul lavoro in Italia. Cosa pensate di aggiungere alla migliore difesa del campionato? Cercherò di dare il mio contributo. Il Napoli ha fatto una stagione incredibile l'anno scorso, quindi sono già molto contento di essere qui, con i campioni d'Italia. So che giocheremo molte partite e spero di aiutare la squadra, di essere sempre disponibile. Ho anche esperienza in Champions League e posso aggiungerla alla squadra, ma abbiamo molti giocatori molto forti e penso che possiamo fare molto bene. Il primo straniero olandese a elogiarlo è stato Krol. Come si sente il difensore olandese dopo di lui? È un onore essere qui dopo di lui. Non conoscevo molto bene Krol prima di venire qui, ma anche la mia famiglia mi ha detto che era un grande giocatore, non solo per il Napoli, ma anche per la nazionale, ed è un onore giocare qui. Come sta andando la transizione e cosa puoi imparare dai tuoi compagni di squadra? È un gruppo fantastico. Ho conosciuto alcuni ragazzi, come Gilmour, che ho conosciuto in vacanza. È stata subito una bella sensazione. È un gruppo fantastico, l'atmosfera è fantastica e sono molto felice di essere qui con loro. Non vedo l'ora di iniziare le nostre sfide. Il Napoli può aiutarti a crescere e portarti in nazionale. Ti manca questo passaggio? Sì, per me raggiungere la nazionale è un obiettivo personale, uno dei motivi per cui sono più grande. Il Napoli è una grande squadra, gioca in Champions League, lotta per lo scudetto e spero di arrivare in nazionale. È un obiettivo e un sogno. Come stanno andando i tuoi primi giorni di lavoro con Conte? Hai parlato con Doie? Avete viaggiato insieme? Sì, sono abituato al calcio italiano. Anche il gioco individuale è intenso, ma con Conte siamo già partiti molto bene, con grinta. Questo farà la differenza, e l'hai visto l'anno scorso. Mi piace lavorare duro, ma a volte è difficile ride. Sì, ho parlato con Doie, è uno dei miei migliori amici, così come Ferguson. Lo chiamo quasi tutti i giorni dopo l'allenamento. Sta andando bene ride. Cosa ti ha colpito di più della vittoria dello scudetto del Napoli? Non mi ha sorpreso. Nella seconda partita che li abbiamo affrontati, a Bologna, abbiamo perso 3-0 e conoscevamo il loro valore, erano già forti. Non mi ha sorpreso la loro vittoria dello scudetto. Quella squadra ha mostrato grinta in ogni partita. Sono rimasto impressionato dalla loro disciplina, hanno fatto la differenza ogni settimana. C'è un difensore che ammiri? In questo momento, secondo me, uno dei migliori è Van Dijk. È incredibilmente forte, moderno e un modello. Ma ce ne sono tantissimi. Abbiamo anche difensori forti qui al Napoli e non vedo l'ora di iniziare con loro. Quali sono i punti di forza dei tuoi compagni di squadra in attacco? Ho giocato contro di loro l'anno scorso, contro Lorenzo a Udine, contro Romelu a Napoli. Sono forti fisicamente, ma abbiamo anche molta qualità sulle fasce. Abbiamo un buon attacco e speriamo di segnare molti gol insieme. Come ti ha aiutato questo a iniziare come numero 10? Sì, ho iniziato come centrocampista offensivo, ma poi, crescendo, sono tornato indietro, prima come regista, e poi, ancora più in alto, sono tornato indietro. Giocare in mezzo al campo ti aiuta a diventare un difensore. Che impatto hanno avuto su di te i metodi di Conte? Ti chiede qualcosa in particolare? Ho già parlato un po' con l'allenatore, ma sempre tatticamente, per capire cosa aspettarmi dalla partita. Ora capisco quasi tutto sullo stile di gioco, ma è bello giocare con un allenatore così. Ti è sempre piaciuto giocare con molto spazio in difesa. Hai ricevuto solo un cartellino giallo. È più facile giocare d'inizio? Giocare così è rischioso, ma se sai giocare così, è meno rischioso. Ecco perché ho ricevuto solo un cartellino giallo nel campionato italiano. Sono abituato a giocare così, e mi piace anche essere aggressivo all'inizio, difendendo in avanti. L'anno scorso, eri solito spingere in avanti. Conte te lo chiede anche? L'anno scorso l'ho fatto anch'io, ho persino pressato il portiere, forse contro la Lazio ride. Abbiamo parlato con l'allenatore prima di Arezzo e gli abbiamo detto che volevamo farlo così, aggressivi, 1 contro 1, ma se non è il momento giusto, non lo facciamo e aspettiamo il momento giusto per pressare. Di recente hai detto di voler salire sul carro di un grande campione. È il Napoli quel carro? Quando mi hanno chiamato, ho pensato subito. Mi hanno chiamato i campioni d'Italia, non è difficile. È un club con una grande storia, grandi tifosi, passionale, e questo mi piace molto. Quali aspetti del tuo gioco hai migliorato e quali sono i tuoi maggiori punti di forza? Credo che da quando sono arrivato in Italia sia migliorato molto nella marcatura a uomo. In Olanda non giocano così aggressivamente in difesa. Io sono migliorato molto.
Spero di mettere a frutto la mia esperienza in Champions League e di giocare bene da dietro. Il mio punto di forza è partire bene da dietro. Quale dei tuoi punti di forza risalta di più, Motta o Italiano? Entrambi. A volte mi piace giocare più diretto, con passaggi lunghi, ma dipende dalla partita. Altre volte, contro un blocco basso, ci vuole pazienza e tutto il possibile per giocare bene. Tu e Ndoye vi sentite tutti i giorni, hai detto. Cosa gli dite? Gli date anche consigli sul suo arrivo al Napoli? Cosa dici al tuo migliore amico? Ride. Abbiamo parlato di tutto, della vita, non specificamente del Napoli. Ti piacerebbe giocare con lui? È un mio amico, mi piacerebbe sempre giocare con i miei amici, ma non so cosa farà e spero che faccia quello che vuole. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Verratti ha parlato, tra le altre cose, del ritorno di Immobile e Bernardeschi in Italia. Ciro segnerà tantissimi gol, è un giocatore super generoso. Arriverà in doppia cifra. Anche Bernardeschi è un bravo ragazzo. Sono molto incuriosito da Gasperini alla Roma. Gasperini ha costruito qualcosa di grande con l'Atalanta. E Allegri? Spero che faccia bene al Milan, che ha una tifoseria enorme qui. Da allenatore, ho un debole per Sarri. Ha il suo stile e certi principi mi ricordano Zeman. L'idea di controllare il gioco è, soprattutto, un merito. Far crescere i giocatori, la cosa più preziosa che un allenatore possa offrire. Il Napoli è ancora in lizza per lo scudetto? L'anno scorso ha davvero compiuto un miracolo. Solo uno come Conte poteva farlo. Per me, però, l'Inter rimane la favorita, considerando i giocatori che ha, e se prende Lookman, continuerà a essere la più forte. Ho corso il rischio di tornare. L'Italia? Ricevevo richieste, praticamente ogni anno. La verità è che non volevo tornare indietro. Sono uno che si aggrappa sempre ai luoghi che ha già visitato. Cosa farò da grande? Il presidente. Nella mia carriera ho visto un po' di tutto, e con Sebastiani credo che siamo una coppia complementare. So, avendo sperimentato in prima persona a ogni livello, di cosa ha bisogno un calciatore. Cosa ne pensate? Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!